Allora, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Quando l'architetto Trovò mi ha proposto questo ciclo di conferenze, poderoso ciclo di conferenze perché sono ben 12 incontri, ho accettato subito, perché parlare di edilizia storica di Venezia significa di parlare di qualcosa che è molto in linea con i programmi del nostro Ateneo. L'Ateneo, proprio per la sua storia, guarda al passato per comprendere il presente e governare il futuro, e così come vorrebbe fare, credo nelle intenzioni, e ci riuscirà certamente, questo ciclo di eventi che guardano al saper fare veneziano, che è come dire, padrone di una lunghissima e importante tradizione, per affrontare le sfide della contemporaneità. Di restauro ci siamo occupati nel nostro Ateneo in un ciclo che abbiamo inaugurato, Ateneo per la città, che proprio parla dei vari problemi di Venezia e delle varie questioni che la interessano, e il restauro degli edifici e l'assetto edilizio urbanistico è una delle questioni più importanti. E proprio il 15 di novembre festeggeremo i 50 anni del premio Torta, che è stato istituito nel nostro Ateneo e che proprio è dedicato ai restauri che si fanno a Venezia. Quindi buon ciclo di incontri, buon corso. Io adesso mi scuso, ma devo salire perché abbiamo un altro evento, l'Ateneo fa un sacco di cose, un altro evento è sopra, ma cercherò poi di rientrare e ascoltarvi. Grazie e buona serata. Buonasera, grazie di essere qui così numerosi. Questa lezione inaugurale di questo ciclo di incontri sulla storia del costruito materiale di Venezia. Abbiamo riunito diverse figure che operano in città, dagli artigiani che sono tra i promotori insieme all'ordine e alla fondazione degli architetti di questo ciclo di conferenze, ma sono stati coinvolti anche enti decisivi per la tutela della città, come la soprintendenza, che è rappresentata da diversi relatori, e anche da IUAV, che oggi è rappresentato da numerosi studenti che ringrazio di essere qui. Il programma della prima giornata è fitto, per cui invito subito il Presidente dell'Ordine degli Architetti, prego, Roberto Beraldo. Buonasera a tutti e grazie alla prestigiosissima istituzione che ci ospita. Io faccio un'introduzione di carattere generale rispetto a che cosa significhi fare il mestiere di architetto in una città come la nostra, e soprattutto quale patrimonio di conoscenza noi si debba detenere. Nella nostra città la crisi pandemica ha evidenziato i limiti molto estesi della monocultura di sfruttamento turistico delle città d'arte, e Venezia, come è noto a tutti noi, è una città d'arte di massima espressione. Nel periodo della pandemia è rimasta paralizzata e priva dei flussi economici derivanti dal turismo, che hanno avuto anche pesanti ripercussioni sul tessuto economico e sociale, non solo della città e della sua laguna, ma anche del suo entroterra. Il caso di Venezia è stato emblematico rispetto a quello di altre città, ma più di altre città è riuscita a mantenere intatto il suo potere attrattivo grazie al suo enorme, incontrastato patrimonio di bellezza, un patrimonio architettonico
costruito dalla città della sua laguna, che è sempre stato frutto della progettazione e gestione secolare dell'ingegno umano, se pensiamo a tutta la storia dell'evoluzione della laguna nei secoli passati, che quindi si è evoluto nel tempo, ma tutto questo patrimonio, tutto l'insieme della laguna e della città storica devono essere protetti dal rischio che è indotto dalla disneyficazione della città, che produce anche in alcuni casi una forma di congelamento del patrimonio esistente, in modo tale da mantenere inalterato un certo carattere. Venezia in questo modo si trasformerebbe in una sorta di parco tematico e risponderebbe più che altro alle necessità del merchandising turistico e dei luoghi più comuni del merchandising turistico. Non risponderebbe forse ai bisogni dei molti cittadini che ancora vivono in questa città. Già oggi la città ha subito dei pesantissimi cambiamenti, ma oltre al consumo dei luoghi fisici a cui ha dato luogo l'overturismo, l'aspetto più rilevante è che la città in qualche modo diventa o è diventata territorio di conquista che genera la convinzione che gli investimenti fatti a Venezia diano una redditività particolarmente elevata e che si autoimplementi, come se il patrimonio della città non avesse un limite. Ma l'aspetto ancora più importante che cambia il carattere di una città è il consumo della componente immateriale, la componente delle relazioni sociali che determinano il carattere della città. Quindi la complessa relazione tra le masse di turisti e gli abitanti alterano totalmente la percezione che i turisti hanno della città e dei luoghi, ma allo stesso tempo la percezione che i residenti della città antica hanno della loro città è altrettanto alterata. Quindi Venezia, attraverso la cultura del restauro, conoscendo perfettamente la sua architettura, le sue tecniche di costruzione e di conservazione, può dare vitalità, può ridare vitalità al futuro di questo patrimonio costruito monumentale e non, ma al contempo deve necessariamente pensare al restauro della componente del vivere sociale della nostra città per la città attraverso nuovi equilibri. Venezia e la sua laguna quindi devono essere un laboratorio che guarda al futuro, in grado di scoprire diverse forme con cui preservarsi, ma anche forme di preservare il patrimonio immateriale e relazionale che costruisce la città e che rende la città realmente sostenibile e che soprattutto mantiene in equilibrio, o quantomeno mantiene stabili quegli equilibri, scusate il gioco di parole, tanto delicati e tanto rari, che hanno fatto sì che una città fondata 1600 anni fa arrivi ai giorni nostri. Quindi l'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della città metropolitana, assieme alla sua fondazione, promuovono continuamente questa grande consapevolezza di responsabilità civile ed etica del ruolo e dell'importanza sociale dei progetti di restauro e di pianificazione del territorio, affinché il processo di costruzione e di gestione della laguna, iniziato molti secoli fa, continui attraverso un percorso virtuoso e sostenibile, ma soprattutto prosegua. Quindi le nostre istituzioni, dicevo, continuano quotidianamente a promuovere l'importanza della cultura, del progetto di rigenerazione dell'architettura, per la costruzione di luoghi che abbiano alto valore sociale e culturale, che siano inclusivi e sostenibili nel senso più esteso del termine. L'Ordine quindi promuove, assieme alle istituzioni di cui poi parlerà meglio il vicepresidente della Fondazione, l'architetto Antonio Girello, è impegnato su tutti i fronti e quindi ci rivolgiamo continuamente ai cittadini, alle istituzioni che governano il territorio e alle istituzioni di formazione universitaria con la quale collaboriamo per sostenere progetti formativi ed educativi dei giovani professionisti. Quindi alimentare
questo patrimonio di conoscenza, quindi oggi parleremo oggi e nelle prossime 12 occasioni parleremo dell'edilizia storica di Venezia e quindi della sua componente più sostanziale che è alla base dello sviluppo della nostra città. Dicevo, noi alimentiamo, e la missione di un ordine professionale come il nostro è quello di alimentare una visione sostenibile, nel senso più esteso del termine, del progetto, che quindi comprenda aspetti etici e sociali che possano promuovere una visione olistica e attuale della laguna. Io credo che sia sufficiente che mi fermi qui, perché ho dato le linee generali del punto di vista dell'ordine, quindi successivamente gli autorevoli relatori che parleranno dopo di me potranno costruire un quadro molto preciso. Come dicevo prima, l'architetto Antonio Girello proseguirà con le specifiche di ringraziamento di tutti i partner con i quali abbiamo relazioni stabili. Naturalmente ringrazio il professor Francesco Trovò e il presidente di Confartigianato Andrea Bertoldini, che sono seduti a questo tavolo. Grazie a voi e buon proseguimento. Bene, grazie all'architetto Beraldo per la sua presenza costante nelle attività cittadine, per guidare l'Ordine degli Architetti e per essere stato insieme alla Fondazione una delle due anime di questo ciclo di incontri. L'altra anima è rappresentata da Confartigianato. Confartigianato Venezia ha una tradizione consolidata in città, ne costituisce una delle ossature portanti dal punto di vista produttivo e siamo veramente lieti di aver costruito insieme a loro questo percorso, perché non è retorica, ma senza la capacità e il saper fare che viene messo nei cantieri, probabilmente non solo non avremo questa città, ma non riusciremo nemmeno a conservarla. Pertanto siamo lieti di avere la testimonianza del presidente di Confartigianato Venezia, dottor Andrea Bertoldini. Buonasera a tutti e grazie per la vostra partecipazione. Edili, restauratori, fabbri, falegnami, dipintori, tappezzieri, impiantisti compongono quello che noi chiamiamo comparto casa. Complessivamente conta 360 imprese. 20 anni fa erano 684, quasi il doppio. Perché questo collasso? Crisi vocazionali nell'intraprendere mestieri certamente faticosi, minore propensione all'acquisto di prodotti e servizi artigianali da parte delle nuove generazioni, crescenti difficoltà nella messa a norma dei locali, rincari energetici e dei materiali sono solo alcuni degli elementi di criticità. All'elenco va aggiunto il crescente effetto di spiazzamento prodotto dalla domanda turistica a danno delle attività artigiane sull'uso degli spazi. È un dato oggettivo quello dell'aumento scientifico dei canoni di locazione di laboratori e magazzini alla scadenza dei contratti, che agisce da espulsore dell'artigiano, la cui solvibilità è notoriamente e oggettivamente più limitata. Tuttavia, per ragioni di credibilità, si ritiene necessaria una precisazione. Se da un lato la forza dirompente dell'economia turistica ha innescato un rapido quanto irreversibile processo di omologazione del contesto socio-economico del centro storico, dall'altra essa stessa produce nei confronti del comparto artigiano, dell'edilizia e del restauro indubbie ricadute positive, per certi versi sorprendenti se non altro nei numeri. Chiariamo questo passaggio. Analizzando la composizione del fatturato del comparto edilizia e affini operativo a Venezia, è facile verificare come questo sia determinato in misura rilevante dalla spesa per servizi e prodotti sostenuta da strutture ricettive della ristorazione e del commercio a trazione turistica, effetti indiretti. A ciò si aggiunge un'altra fonte di ricavi, classificabile tra gli effetti diretti, cioè direttamente effettuati dai turisti. È questa la domanda in continuo aumento proveniente dal mercato delle cosiddette seconde case. La somma di questi due effetti, indiretti e diretti, copre in media una quota vicino ormai al 70% dei ricavi del comparto casa artigiano.
Le piccole imprese di servizio al patrimonio immobiliare, ancora una volta, si dimostrano resilienti e flessibili ai mutamenti del mercato urbano. La domanda per questi settori artigiani non costituisce quindi un problema. I lavori non mancano, rimane da capire chi li andrà ad eseguire, dato che il passaggio di testimone interno alle imprese è di fatto bloccato e l'innesto di nuove professionalità si sta rivelando estremamente difficile, con tempi lunghi ed effetti produttivi incerti. Se le maestranze attuali non verranno prontamente messe nelle condizioni di fare quello che hanno sempre fatto, cioè trasmettere i propri saperi, perderemo tutto, il tessuto imprenditoriale, ma ancora di più il controllo della cura del costruito di una città particolare e fragile come Venezia. Al pari dell'omologazione dell'offerta commerciale, dovremo arrenderci all'omologazione dei processi e delle tecniche manutentive e di restauro degli edifici. Non ce lo possiamo permettere. Come abbiamo più volte denunciato, istituzioni e comunità civile devono acquisire piena consapevolezza della gravità della situazione. Vogliamo allora approfittare di queste serate per richiamare la necessità della costituzione di un tavolo permanente dell'artigianato, al quale saranno invitati tutti i portatori sani di interesse e dove ciascuno apporti il proprio contributo. Noi, intanto, con l'incontro di oggi apriamo la strada. Grazie. Grazie Presidente di Confartigianato Venezia. Rispetto al programma devo riferire di alcune defezioni di cui mi dispiace molto, ma purtroppo le agende di tutti sono molto compresse e quindi mi hanno chiesto di portare i saluti ai presenti, a voi, il rettore dello UAV, il professor Benno Albert, che ci sarebbe dovuto essere, ma un imprevisto dell'ultimo momento l'ha trattenuto in facoltà, e anche da parte del sovrintendente, il dottor Fabrizio Magani, che idealmente è con noi, ma che anche lui ha avuto un imprevisto istituzionale dell'ultimo minuto. Ciò detto, credo che possiamo invitare il professor Piana sul palco, perché siamo tutti davvero onorati di avere è merito, no, no, però per noi professore, perché io personalmente e molti delle persone in sala hanno studiato sui suoi libri, è tuttora impegnato in uno dei luoghi più importanti della città, e quindi è davvero con piacere che lo ascoltiamo. Prego. Mi cede il posto? Grazie. Bene, mi è stato chiesto di introdurre in maniera ovviamente molto semplificata quelli che sono le conoscenze che noi attualmente abbiamo dell'edilizia storica. Naturalmente tratterò dell'edilizia che è sorta tra le origini della città, XII-XIII secolo per quanto riguarda l'architettura e le fabbriche murarie, e agli inizi del XIX secolo, del XX secolo, scusate, quando oramai il collasso di una cultura edificatoria durata quasi 1000 anni è avvenuto improvvisamente con l'avvento e l'affermarsi della nuova tecnologia dei metalli e del calcetuzzo armato. La città di Venezia è nata ed è sorta, si è trasformata, si è stratificata in un'area particolarmente ostica all'abitare dell'uomo, un'area percorsa da canali, ghebi, barene, terreni quasi incoerenti, specchi d'acqua,
assente di pietra da taglio, di legname, fibra lunga costruzione, assente perfino dell'acqua, necessaria e indispensabile al vivere dell'uomo, ma utile, necessaria anche alla costruzione. E tuttavia questo non ha impedito il formarsi, il sorgere di una città, lo stratificarsi, che però ha dato e ha imposto particolari scelte costruttive, talvolta apparentemente contraddittorie, talvolta ancora oggi in parte non accettate, proprio per i fortissimi condizionamenti del sito che hanno imposto l'assunzione di attenzioni particolari e talvolta anche di soluzioni costruttive che apparentemente contraddicono quello che noi al giorno d'oggi sappiamo grazie alle leggi della meccanica e alla conoscenza dei materiali, del comportamento dei materiali. Di tutta abbondanza, eccetto che alquanto di acqua dolce, ci racconta Marin Sanudo, perché Venezia è in acqua e non ha acqua. Ci sono pozzi, eccetera, eccetera, eccetera. Arriviamo alle ultime parole, dato che racconta come l'acqua nei tempi di siccità veniva raccolta a Lissafusina, 5 miglia lontano da Lissafusina, che va in terraferma e che poi portata con dei cassoni in città, viene venduta e si va gridando acqua mo'. Vediamo se prendo un puntatore laser, ecco, acqua mo', e vendesi secchiotto il soldo, che in verità è da ridere essere in acqua e doverla comprare. E solo per dare un esempio, la carenza d'acqua ha determinato delle scelte costruttive che non appartengono certamente solo alla cultura veneziana. Là dove vi era siccità, là dove non vi erano fiumi vicini, si costruivano delle cisterne per la raccolta e la conservazione dell'acqua. E a Venezia la raccolta dell'acqua ha richiesto, da quando naturalmente sto parlando della Venezia muraria, della Venezia che noi conosciamo e frequentiamo, i tetti delle abitazioni intanto non hanno mai grandi cornici sporgenti, proprio perché l'instabilità della cornice, che è sempre scavata per formare un canale di raccolta dell'acqua che poi verrà portata nella cisterna, e avrebbe avuto delle perdite d'acqua per l'instabilità dei terreni, l'apertura ovviamente dei conci, dei giunti tra i conci, e spero che non sia una e quindi ai tetti degli edifici è stato, che normalmente hanno il compito di proteggere la costruzione, gli abitanti e i loro beni, è stato affidato anche il compito di raccogliere, sono grandi superfici di raccolta dell'acqua, attraverso poi dei tubi verticali, li vediamo qua sotto, 3 canoni d'acqua si chiamano, quelli di più piccola dimensione, canoni da necessario, cioè per svuotare i vasi da notte, non approfondisco, inglobati nelle murature costruiti assieme all'edificio, consentivano, di solito non è terracotta, è ceramica, quindi è invetriata, quantomeno all'interno e talvolta come questo elemento anche all'esterno, per impedire che l'acqua scorrendo all'interno delle murature apportasse dannosa umidità agli edifici, e portava il tutto nelle cisterne. Talvolta questo sistema diventa anche, soprattutto nell'edilizia oramai sviluppata, gotica e tardogotica, quella che chiamiamo così, anche un elemento decorativo. Vedete questo capitello, un capitello svuotato, che naturalmente mette in comunicazione dei canoni d'acqua che sono inglobati, protetti da dei particolari laterizi e che formano degli elementi architettonici che poi tenderanno a scomparire, ma solo nella seconda metà del XVI secolo.
Tuttavia l'uso di questi sistemi, che sono diffusissimi, si trovano un po' dappertutto, basta andare a Pompei e Ercolaneo, ed sono fatti esattamente nella stessa maniera. Dei tubi che si infilano, che vengono stagnati con un'apposita malta e che portavano l'acqua a terra e all'interno delle cisterne. Cisterne che però, anche queste cisterne sotterranee, ce ne sono tantissime, se qualcuno di voi è andato a Istanbul, l'antica Costantinopoli, ce n'è quasi 100, e la più interessante di tutte è stata trasformata in una sorta di circo con luci e suoni, ma le cisterne appartengono a una vasta area costruttiva. Il fatto è che le cisterne sotterranee a Venezia non vengono costruite, non sono mai state costruite in murature, perché costruire elementi di questo genere, di questa grandezza, avrebbe comportato certamente, dato l'assestamento dei terreni, delle fratture, quindi con la perdita dell'acqua raccolta e con l'ingresso dell'acqua salmastra che permea i terreni. E non potevano essere vuote, sono piene di sabbia, quindi è una... Perché? Perché ovviamente nei giorni, nelle settimane, nei mesi in cui ci poteva essere la siccità, se l'acqua si abbassava, gioca un ruolo, quella che è una legge di Archimede, per cui il tutto si sarebbe dissestato con la spinta idrostatica. E quindi li facevano piene di sabbia, non per filtrare l'acqua piovana, perché filtrare l'acqua piovana avveniva attraverso degli appositi condotti all'interno come in tutte le cisterne vuote che esistono, ma esistono anche sui monti del Veronese, esistono un po' dappertutto, laddove la mancanza di torrenti e ruscelli d'acqua vicino obbligava alla raccolta dell'acqua all'interno di cisterne. E quello che avete visto è un disegno che si conserva al Corriere, è interessante, siamo dopo la metà del Settecento certamente, e qua riconosciamo le banche di Crea. Si utilizzava della terra, la stessa terra che veniva utilizzata anche per la produzione delle ciotole, delle terracotte e delle ceramiche, una terra particolarmente compatta, impermeabile. Dopodiché il tutto veniva riempito di sabbia. Si formava ovviamente prima la canna, una canna murata con sempre la stessa creta e con l'aggiunta di sabbia in maniera da renderla un po' impermeabile, per cui l'acqua filtrava e entrava nella canna del pozzo su cui montava la vera, lo spondile, lo chiamiamo Vera Venezia, ma qua è abbastanza interessante il fatto che si è rappresentato un gatolo d'acqua, e vedete i canoni disegnati a tratti, cioè imboccati, che dall'edificio arrivano e portano il tutto nei cassoni vuoti, e di qua particolarmente interessante una cana, c'è scritto, per edificio di piombo. Già esistevano le prime pompe che consentivano attraverso il pozzo di portare fino forse al primo piano o forse fino al secondo, dipende, ma l'acqua all'interno degli edifici. Gli ostacoli e le difficoltà poste dal sito lagunare non hanno impedito il formarsi della città, lo stratificarsi della città. E naturalmente quello che analizzo molto brevemente è la città della Venezia muraria, cioè la città che è nata come una rivoluzione straordinaria, intervenuta tra fine del XI, ma con una certa lentezza per quasi tutto il XII secolo e poi nel XIII, che ha comportato una vera e propria rivoluzione costruttiva. Prima di allora la città esisteva già abbondantemente, già strutturata, e in gran parte strutturata, nelle sue vie, nelle sue organizzazioni, ma anche nella sua vita politica e sociale, nelle sue organizzazioni religiose, ma era una città matericamente completamente diversa dall'attuale, un vero e proprio universo ligneo punteggiato qua e là da qualche costruzione muraria, qualche muraglia difensiva, qualche torre e poco altro. Pochissime sono le case padronali, fino
quasi alla fine del XII secolo, gli studi portati avanti da Vladimiro Dorigo hanno dimostrato come per ogni sestiere, cioè per ogni divisione, antichissima divisione amministrativa della città, non più di 15-20 case in muratura esistevano fino alla metà e seconda metà del XII secolo, e addirittura i testamenti, i passaggi di proprietà segnalano come notabile eccezione evidentemente la presenza anche del camino murario. Il solo camino murario viene riportato nei documenti perché evidentemente era ancora una dotazione non diffusa nell'edilizia lagunare. Nel giro di pochi decenni la città si trasformò. Gli incendi, ci sono parecchie ragioni ovviamente, gli incendi furiosi che conosciamo benissimo, di solito partivano, e i più pericolosi erano quelli che partivano dall'estremità di Sant'Elena, per cui il vento che soffiava da mare verso terra poi poteva trasportare l'incendio, scavalcare anche il Canale Grande e devastare la città, ma poi anche un accumulo di ricchezze, allora tutte concentrate, oramai drenate con i commerci del Mediterraneo, accumulate con i commerci del Mediterraneo, ma concentrate in quella che era il limite della laguna e poco più. E questo ha portato a una esplosione rapidissima e una trasformazione rapidissima da una città di legno a una città in realtà di laterizio e pietra, dove il legno naturalmente domina ancora, è presente ancora, ma non è assolutamente dominante, non è assolutamente esclusivo, quasi esclusivo nella costruzione. E la città si forma molto velocemente nella cronologia magna, si conserva in Biblioteca Marciana, e è conservata questa pianta della città di Venezia che, come si vede, è sostanzialmente già simile, siamo alla metà circa del 300, è sostanzialmente simile a quella che Cristoforo Sabadino riprodurrà, siamo nella seconda metà, agli inizi della seconda metà del 500, per proporre alcuni interramenti e alcune espansioni, vedete, verso la Giudecca e in altre parti. La città si è già formata, si è già strutturata, ma è una città appunto che ha dovuto fare i conti con difficoltà straordinarie dal punto di vista della stabilità e dal punto di vista soprattutto dell'interazione col suolo. E se dovessimo in due parole, con due slogan, definire quali sono le caratteristiche peculiari e principali dell'edilizia lagunare, le leggete, sono quelle della deformabilità e sono quelle della leggerezza, della gracilità della costruzione. Deformabilità. I costruttori della Venezia muraria hanno dovuto fare i conti con l'incapacità dei suoli lagunari di sostenere carichi significativi. Gli strati fino a 15-20 metri di profondità non hanno resistenze meccaniche bassissime, qualche etto. Io ragiono ancora con il rapporto tra chilogrammi e qualche etto, sì, non chilogrammo a centimetro quadrato, cioè resistenze bassissime che hanno dovuto evidentemente risolvere con la famosissima e notissima sistema delle palificate, anche se le palificate non sono, le vediamo, un battipalo e due operanti, due battipali che stanno infiggendo dei pali per formare la palificata su cui poi incrociare due strati di ponti o due strati di tavoloni comunque incrociati su cui poi erigere la costruzione. E tutto questo non per raggiungere i terreni in grado di resistere e quindi trasferire a terreni più compatti il carico, ma per formare delle lenti di terreno più compatto, dato che l'infissione obbligava l'acqua interstiziale, scusate se devo utilizzare dei termini, cioè l'acqua presente, i limi, le argille hanno una certa quantità di granuli che si appoggiano, ma una quantità di granuli che sono separati da un velo d'acqua.
La battitura ovviamente metteva sotto pressione quest'acqua, l'acqua interstiziale tendeva ad uscire, il terreno a compattarsi e quindi riuscivano a, naturalmente dipendeva dalla quantità di pali, normalmente sono pali di piccole dimensioni, ma nella formazione di alcuni edifici, per esempio il campanile aveva piccoli pali quando è stato studiato nella sua fondazione da Giacomo Boni, quando hanno fatto lo scavio e poi quando è crollato e ha potuto scavare ulteriormente e individuarne il sistema di preparazione alla fondazione. Nel Ponte di Rialto hanno utilizzato, ma anche la Cadoro, hanno utilizzato pali del diametro di 2 piedi, cioè 70 cm, 34,7735, 34,8 cm un piede veneto, quindi pali di enormi dimensioni, con difficoltà infiggere nel terreno, che poi venivano tagliati naturalmente e dotati di un doppio strato inchiodato con l'avvertenza di riempire gli interstizi tra un palo e l'altro con frammenti di fabbrica, scarti laterizi o lapidei, in maniera tale che le teste non sbandassero l'una con le altre, e con delle chiodature. Al di là di questo, tuttavia, ne vediamo un disegno molto interessante, è un progetto vero e proprio steso da Antonio Gaspari. Siamo già nel 600 avanzato, e vedete come il sistema preveda un doppio strato di tavolato e dei pali molto ravvicinati tra di loro. Poi le fonti, anche quelle che trattano, le fonti specialistiche, i trattati di architettura vanno da 9 pali a metro quadro nei trattati più tardi, ma in alcuni casi il ponte di Rialto è stato qualificato in modo tale che, attraverso alcune testimonianze gustose dovute a richieste da parte dei provveditori al ponte, questi dichiaravano, erano commercianti che abitavano lì, gente che comunque andava a vedere questa palificazione, e uno di questi dice che la palificazione era talmente fitta che sembrava essere fatta come un terrazzo, cioè come un battuto. Al di là di questo, però, è solo nel Novecento, cioè nel secolo scorso, che si è riusciti con la tecnologia del calcestruzzo armato, dei pali, del grouting poi, a stabilizzare le fondazioni degli edifici in laguna, accettando degli assestamenti di 2-3 mm al massimo. Prima di allora, nonostante tutto e nonostante queste avvertenze, il carico dell'edificio continuava a premere, quindi c'erano, e naturalmente facendo i conti anche con una estrema variabilità della stratificazione dei terreni, delle parti superiori dei terreni lagunari, limi, argille, sabbie, che magari a distanza di pochi metri variavano l'uno dall'altro, hanno obbligato i costruttori a variare le fondazioni in relazione al terreno che trovavano e all'interno dello stesso edificio, e alle condizioni e alle ipotetiche per loro, ma sull'esperienza concreta, trasmissioni di peso, di carico che ogni singolo setto trasferiva sul terreno. Lo vedete qua, da qua possiamo prendere, è un edificio molto lungo, ma vediamo le deformazioni, alcune provocate quasi certamente con la costruzione del ponte di Rialto, che ha ovviamente caricato e quindi portato a un compattamento del terreno, che erano inevitabili. E quindi vi mostro una condizione. San Marco, oramai sono passati più di 100 anni dall'ultima San Marco, è la terza costruita, vedete la deformazione a schiena d'asino di questi plutei, che una volta erano i parapetti dei matronei, che ovviamente sono sostenuti da colonne ma che hanno un peso relativo rispetto invece al peso molto maggiore dei pilastri tetrapili, sono svuotati all'interno, ma che portano le arcate e il peso delle cupole. Nel corso dei secoli il terreno al di sotto di questi pilastri ha subito ovviamente un compattamento maggiore, il carico ha portato all'espulsione di una quantità maggiore
di acque interstiziali, i granuli si sono avvicinati tra di loro, il terreno è diventato sempre più compatto, ma naturalmente inevitabilmente calato volumetricamente. E le deformazioni all'interno dell'edilizia lagunare sono deformazioni consistenti. Vi mostro una sezione di un edificio a San Giobbe, dove tra facciata su calle e facciata su giardino il cedimento complessivo, con andamenti, come vedete, anche diversi e cedimenti diversi, è avvenuto nel giro di 3 secoli per circa 38 centimetri. Un assestamento che, se fosse avvenuto in terreno stabile, avrebbe comportato a drammatici dissesti e probabilmente anche a cadute di interi setti murari. A Venezia non è successo. Vediamo intanto le singole murature potevano assestarsi tra di loro, e questa è una, laddove è possibile osservarle naturalmente, laddove l'intonaco non esiste più. Vedete questo cambio di pendenza è stato sistemato attraverso un'applicazione via via di laterizi via via un po' più grandi, e poi ricorrendo addirittura in questo caso a dei cunei doppi, per cui scorrendo tra di loro ovviamente hanno potuto giungere a una sistemazione ottimale, riportare il tutto sul piano per poi proseguire nella costruzione. E quindi i cedimenti erano inevitabili. I cedimenti non si potevano eliminare, e i costruttori, le intere generazioni di costruttori si sono susseguiti nell'edificazione e poi nelle trasformazioni della città di Venezia e dei centri abitati lagunari. Non potendo uccidere la tigre, hanno dovuto cavalcarla. Come? Perché il cedimento, che è un cedimento di tipo fisiologico all'interno di questo schema distributivo, ho preparato un disegnetto tanto per capirci, che è uno dei più diffusi, un po' più del 40% dell'edilizia è fatta con un salone o comunque un vano passante da una parte all'altra dell'edificio, dalla facciata alla controfacciata, che distribuisce su locali laterali e dove arriva una scala che può essere da una parte all'altra, può essere più o meno lungo, ci può essere un cavedio che dà luce interno, ma sostanzialmente organizzato in questo modo. Il cedimento fisiologico che avviene normalmente è questo: i 2 muri di spina centrali che portano tutto il peso del solaio centrale più metà del peso ovviamente degli altri solai, perché mezzo solaio va a finire sul perimetro murario, o meglio sui 2 muri longitudinali laterali, e quindi sono maggiormente sollecitato, cedono di più, e i muri di ripartizione interna invece tendono, questi con una flessione, una tendenza alla flessione verso il centro, mentre gli altri tendono ad abbassarsi linearmente, trascinati ovviamente da questo abbassamento. E questo avrebbe comportato delle fratture, perché quando tutto cede omogeneamente nulla succede. È come avere un castello di carte su un vassoio: se si alza e si abbassa lentamente, nulla succede, ma se deformiamo il vassoio allora succedono i problemi, perché quando il cedimento di alcune parti è relativamente maggiore di altre, si formano delle tensioni che portano inevitabilmente al formarsi di fratture, un quadro fessurativo che porta allo slegamento completo della fabbrica. E per risolvere questo problema i costruttori hanno scelto, e l'hanno applicato integralmente sostanzialmente nell'edilizia abitativa, di non ammorsare le murature tra di loro, ma di appoggiarsi, di avere un contatto per appoggio, in maniera tale che solo l'attrito molto basso valesse e quindi non si formassero, o almeno portasse a una riduzione sensibile del quadro fessurativo. E non è un'invenzione dei costruttori lagunari. Ammorsare una muratura con un'altra è assolutamente fondamentale, è una delle regole fondamentali della costruzione. Da sempre nell'antichità si ricerca la rigidezza nel costruire, ma è solo rifiutando questa e consentendo questo scorrimento di assestamento tra un muro e l'altro che i veneziani sono riusciti a dare una stabilità che ancora oggi noi possiamo apprezzare. Ci sono gli edifici abitativi più antichi, oramai hanno 7, 8,
8 secoli di vita e sono ancora in piedi, il che vuol dire che la scelta non è stata sbagliata. La regola dell'ammorsamento è una regola di carattere generale nell'edilizia, ma non una regola di carattere universale, perché ci sono state delle eccezioni significative, quantomeno nell'architettura militare. E abbiamo una testimonianza. Nel III secolo a.C., cioè 1000 anni prima che nascesse la Venezia muraria, che Venezia si trasformasse in una città di legno, in una città di pietra cotta, intendiamoci, perché le pietre sono utilizzate, ma è sostanzialmente una città laterizia. Filone di Bisanzio che ha prodotto un trattato di meccanica che fortunatamente ci è giunto a noi, anche se purtroppo mutilo in frammento, sconsigliava l'ammorsamento delle linee d'attacco tra le torri e le cortine murarie, esponendone con estrema chiarezza la ragione. Non bisogna, riscrive, unire le cortine alle torri, cioè i tratti di mura con le torri. Infatti, essendo i pesi disuguali, nemmeno le giunture sono uguali, quindi il comportamento è diverso. Alle fondamenta e ai plinti delle torri e delle cortine hanno comportamenti diversi. Se queste giunture sono unite ci saranno crepe nelle mura e se qualcosa delle cortine cade trascinerà le mura delle torri. Quindi si rendevano benissimo conto e oltretutto i costruttori lagunari avevano anche sott'occhio le mura medievali di molte cinte urbiche. Basta pensare solo al Veneto, dove in effetti si constata quasi sempre l'uso del contatto, dell'appoggio tra la cortina muraria e la torre, perché oltretutto in una condizione come quella delle pianure venete, dove si scavava un fossato e si utilizzava la terra per formare un terrapieno su cui costruire le mura, il terrapieno non aveva le stesse caratteristiche, era la terra smossa che, per quanto ben pilonata, battuta, assestata, non aveva le caratteristiche che poteva avere un terreno non sciolto e riportato. E quindi i costruttori veneziani non si sono inventati questo sistema che ancora oggi sconcerta qualcuno. Hanno semplicemente applicato quanto si già conosceva nell'architettura militare, quantomeno nell'architettura militare. Naturalmente noi parliamo di costruzioni in laterizio, i piedritti, le piastre murarie, laterizio e pietra. Naturalmente questa mancanza di ammorsamento comportava un problema non trascurabile. Perché? Perché facciate contro facciate in questo caso, se le travature sono organizzate parallelamente alla facciata, non hanno nessun vincolo, è una grande piastra molto esile, molto sottile, che può entrare in instabilità elastica, che è la cosa, non tutti sono tecnici, ma insomma è la cosa peggiore che una muratura possa sopportare, la flessione. La flessione. Quando una cosa è, insomma, se noi costruiamo un cubo di mattoni e poi lo carichiamo, a un certo punto si fratturerà quando il carico vince naturalmente la capacità di resistenza del materiale, ma non subirà, o meglio, subisce delle deformazioni, ma sono deformazioni che non c'entrano, si rompe. Se invece noi prendiamo, che ne so, un cubo anche di legno, se noi prendiamo una riga da disegno, questo lo dico naturalmente non per i tecnici, e la sottoponiamo a carico, questa tenderà a sfuggire al carico deformandosi. E la deformazione è la cosa più pericolosa che possa avvenire in una muratura, è la sollecitazione più pericolosa in assoluto. E quindi avendo delle murature che non potevano trattenere, perché se queste fossero state ammorsate dall'alto al basso, insomma, no. Naturalmente le murature laterali avevano le travature che esercitavano per attrito, trattenevano, non poteva rovesciarsi all'interno, oltretutto pensate che poi sono pavimentazioni ricoperte da spessori consistenti di terrazze, alle volte fino a 15, 20, 25 centimetri, dipendeva naturalmente dall'ampiezza del vano, che erano dei muri veri e propri, orizzontali, che impedivano le deformazioni rombiche sul piano, perché quando anche una scatola di scarpe collassa non si schiaccia solo, ma si deforma rombicamente.
il terrazzo riusciva a resistere, riesce ancora a resistere a queste sollecitazioni rombiche, perché per deformarsi rombicamente le linee di pareti contrapposte devono avvicinarsi tra di loro, e se c'è qualcosa che le impedisce, danno un aiuto sostanziale alla stabilità. E quindi la soluzione applicata è stata quella di utilizzare dei tiranti di costruzione, cioè montati al momento della costruzione, che legano le pareti libere, ovviamente dove non c'è, perché le altre, anche i muri interni sono molto snelli, ma le linee di contatto dei solai e i terrazzi formano le linee solide che impediscono, che interrompano, a questo punto lo diciamo da tecnici, la snellezza del muro. Lo riportano all'interno dei rapporti tra altezza libera, si dice, cioè l'altezza che hanno, e di spessore tale da evitare che queste entrino in deformazione, in flessione. Tiranti di costruzioni, agganciati a delle fiube, alle volte per fiube si intende tutto, ma normalmente, dato che nei conti e nei pagamenti dei lapicidi appaiono le fiube assieme agli altri elementi che producono, sono dei blocchi lapidei dove dei ganci interni, eccoli, questo è uno spaccato, un blocco di pietra, naturalmente il laterizio resiste meno alla compressione del gancio nell'eventuale, che formano dei punti di equilibrio. Verso l'interno non può andare, verso l'esterno viene trattenuto. È come tenere, che ne so, un tronco da 3 quintali, un conto è tenerlo in equilibrio. Quando comincia a muoversi, facciamo fatica fino a quando non dobbiamo mollarla e scartare. Questi lavorano solo quando tende a spostarsi, ma facendo così e sfruttando i solai, che sono solai con uno e spesso con 2 strati incrociati di tavolato perfettamente chiodati, formano una piastra rigida che trasferisce sui muri longitudinali lo sforzo sviluppato dalle facciate, o meglio, piccoli sforzi di equilibrio, ma insomma, li vediamo qua, alle volte sono inglobati all'interno, vi mostro 2 molto raramente agganciati da sopra, vedete la parte più scura del gancio girato verso l'interno, naturalmente sono ganci che talvolta ossidano e quindi rompono, in questo caso hanno rotto e hanno espulso il tratto di materiale lapideo, qua lo vediamo nella posizione più attuale, ma sono i blocchetti che in questo caso, Palazzo Duodo in Campo Sant'Angelo, vedete tutte queste linee in realtà non sono altro che dei sistemi di collegamento della facciata ai vari piani. Questo interrompe l'altezza libera di inflessione e dà garanzia di stabilità. Vediamo una pianta, vedete una stanza, quanti tiranti, non solo laddove i legni non entrano e non sviluppano l'attrito che può trattenere, ovviamente, come quando questo non cade perché le mie dita sostengono, sviluppano un attrito, ma anche laddove ci sono le travi all'interno della muratura. Tantissimi tiranti, come vedete, che danno stabilità, agganciano i vari piani e stabilizzano in questa maniera un sistema scatolare molto efficiente che consente la deformazione ma garantisce l'equilibrio generale della fabbrica. Lo stesso vale per i tetti, un rilievo di quanti, come vedete, quanti sistemi di aggancio, di chiodature, di ganci metallici che vanno a fermare la rotazione e trattengono le mensole lapidee della raccolta dell'acqua, e quanto materiale metallico viene utilizzato all'interno di un sistema poi di un tetto che non è formato a capriati, in questo caso è un tetto a piastra, cioè con delle travi, un doppio strato di tavolato ben fissato su cui i puntoni non montano coi denti d'incastro e con delle staffe sull'elemento che forma la catena. Certo, montano su quelli, ma è l'intera piastra che lavora e trattiene, si contrasta la spinta laterale a tendenza ad abbassarsi così, insomma, dei 2 puntoni. E il ferro, quindi, un bellissimo sistema d'arpione, siamo nel 600 a San Marco.
Altri sistemi a forchetta, naturalmente non potevano, noi adesso abbiamo le saldatrici, no? È facile lavorare, è facile anche calcolare, ma un tempo dovevano unire e quindi ci sono sistemi diversi e il ferro, l'elemento decisivo, le cuciture in ferro, le chiodature che danno stabilità e garantiscono la stabilità, pur nella deformazione delle fabbriche. Chiudiamo con la visione della formella dei fabbri, presente sul terzo arcone del portale centrale d'ingresso, e con un fabbro intento, come vedete, a forgiare, anche se lo tiene in mano, ma questo non potrebbe essere, dato che ovviamente il ferro deve essere caldo per poterlo lavorare, ma un fabbro intento a forgiare un chiodo presente su uno dei capitelli di Palazzo Ducale. La leggerezza. Beh, la leggerezza è una dote assolutamente fondamentale della costruzione, soprattutto delle costruzioni civili veneziane, cioè delle costruzioni abitative. Ci sono costruzioni massicce, ovviamente. Il Campanile di San Marco, è una costruzione massiccia, ma non ha avuto problemi anche perché è stato innalzato, sopraelevato nel corso dei secoli per almeno 5 volte e quindi ha fatto in tempo ad assestare, a comprimere i terreni, si è abbassato il terreno notevolmente, ma ha mantenuto la sua stabilità. Ma le murature, proprio per caricare il meno possibile sui terreni, sugli infidi terreni lagunari e per evitare naturalmente di spendere, perché si poteva anche fortificare, realizzare delle fondazioni molto più potenti, ma queste costavano molto di più, ci voleva molto più tempo, denaro e così via. Quindi la tendenza è sempre stata quella di costruire col minimo della sezione possibile muraria e di costruire in laterizio. E questo ha generato, ad esempio, la messa a punto già nel tardo 400, che è avvenuta forse un po' io credo anche con un po' di anticipo rispetto alle altre capitali, Roma, soprattutto Firenze, dei terrazzetti o degli stucchi che noi chiamiamo marmorini. E un brano del Vice Cornaro che manda al Senato per proporre la costruzione di un teatro all'antica che doveva cadere grosso modo dove adesso c'è la Punta della Salute. Lui dice che propone di costruire questo teatro in pietra grande, pietra naturalmente, ma non di pietra da scalpello, ma di cotta. Quindi qua le pierre cotte, no? Quando si dice piera è piera cotta, se no piera viva, di solito piera per definire il laterizio, che non costerà la metà, è molto più leggera. Per chi non lo sa, a metro cubo, scusatemi io per i giovani studenti, ma io sono abituato, a metro cubo, un laterizio, soprattutto i laterizi antichi, vanno 1.600, 1.650, 1.700 di peso, la pietra 2.500, la pietra d'Istea, cioè pesa molto di più, che vuol dire che costruire una fabbrica della stessa dimensione, il carico trasmesso da una fabbrica interamente lapidia rispetto a una laterizia è molto più ampio e quindi richiede sforzi maggiori dal punto di vista delle fondazioni e così via. Ma c'è anche un'altra, in realtà per la scelta del laterizio c'è un altro fatto, che il laterizio e le murature in laterizio, essendo costruite, formate da conci ben più piccoli e da spessore di malta maggiori di solito di quelli che si utilizzano per la pietra, nel corso dei secoli possono deformarsi lentamente e plasticamente, senza, o meglio, contenendo di più le fratture. È un muro di pietra della stessa dimensione che invece si fratturerebbe molto più facilmente. Il Vice Cornaro, che scrive intorno al 1560, quando i primi marmorini, o almeno le prime testimonianze scritte ai marmorini, perché ne conosciamo solo quelli del primissimo 500 in qua, non abbiamo trovato finora, nessuno credo che abbia individuato degli intonaci precedenti a marmorino, quelli che noi chiamiamo marmorino. È interessante perché non costerà la metà e sarà opera durabile come la pietra da scalpello. Dice, perché la pietra cotta, ora che si è trovato il stucco, il marmorino solo a partire dal quarto decennio del Settecento comincia a chiamarsi marmorin, cioè marmorino, ma prima lo chiamavano stucco terrazzetto, perché il terrazzetto è
la parte frantumata che viene utilizzata indifferentemente nella formazione di quelli che noi chiamiamo i terrazzi, ma anche nella formazione degli intonaci. Perché la cotta, ora che si è trovata, il stucco si stuccherà, cioè si ricoprirà di stucco, e come si vede da stucco si converte in sasso perché è fatto di sasso. E qua anticipo il fatto che una delle caratteristiche dei marmorini è quella di avere delle cariche artificiali, cioè invece delle sabbie è sempre pietra, ma le sabbie sono prodotte naturalmente, cade dalla parete rocciosa qualche masso, forma un colone di deiezione, viene trasportato dall'acqua, diventa rocce, diventano sassi, ghiaie, sabbie, limi, se il fiume è molto lungo. E le cariche invece dei marmorini sono cariche artificiali, cioè venivano prodotte con i frammenti della pietra che si usava, e gli scarti erano considerevoli, ma lo vediamo fra un po'. E talvolta i marmorini erano lisci, vi mostro solo un tratto di fianco della chiesa dei Gesuati, talvolta invece venivano per delle fasce lavorati come se fossero a imitazione del materiale lapideo, e quindi hanno consentito di costruire con laterizio leggero, ma di imprimere delle sembianze lapidee alle fabbriche, cosa che soprattutto il linguaggio della Rinascenza prima, ma soprattutto del classicismo architettonico richiedeva. Volevano edifici che fossero di pietra, non si potevano costruire oppure costavano troppo, e con questo sistema ricoprivano con degli intonaci che imprimessimo e talvolta riproducessero, vedete, la battitura alla martellina, in questo caso con le cordelline realizzate di qua e di là, come si operava nella pietra, per cui prima si batte, prima si spunta, poi si batte con la gradina, poi con la martellina grossa, poi con la martellina fine, questo è l'effetto della martellina fine, e poi ripassavano con lo scalpello piatto per ottenere lo spigolo molto accurato, in maniera tale che servisse da, come dire, controllo e perfetto allineamento tra un concio e l'altro. Quindi c'è anche la volontà talvolta di ripetere, non solo di evocare, ovviamente, ma anche di imitare pedissequamente l'aspetto della lavorazione del materiale lapideo. I marmorini è una classe di intonaci che nasce anche in laguna e nasce precocemente, che è caratterizzata da tre elementi, tre fattori principali: le cariche, appunto, cioè frammenti di materiale lapideo. La pietra di sta Venezia, ma usavano anche i marmorini rossi, sono fatti invece con i frammenti, il terrazzo di cotto, cioè gli scarti delle tegole di solito o dei laterizi, purché non fossero colmi di sale. Quindi cariche artificiali prodotte artificialmente, e qua vediamo Rusconi che rappresenta esattamente un passo dal Vitruvio, ma certamente chi lavorava, ed erano di solito i terrazzieri, cioè quelli che formavano i pavimenti, che avevano l'esclusiva, tant'è che molte delle lamentele che sviluppava l'arte dei terrazzieri erano contro i mureri, i quali rompevano contro i lapicidi, che pensavano loro a macinare gli scarti e poi vendevano, ovviamente era una privativa dell'arte. Non usavano certamente pestelli di bronzo così, ma vedete gli scarti, i frammenti, l'attrezzo per frantumarli, il vaglio, perché venivano separati in classi, e le varie polveri, frammenti, polveri che venivano ricavate. Non vi sto a leggere la descrizione. Vitruvio descrive questo, il marmo stava dappertutto, eccetera, eccetera, ma saltiamo, non importa, e vediamo qua, appunto, queste scagliette presenti sia sui marmorini rossi. I marmorini rossi antichi hanno all'interno una quantità limitata, ma certamente sempre presente, di pietra d'Istia, almeno a Venezia, ma naturalmente poi a Padova utilizzavano le pietre locali, a Vicenza la pietra bianca di Vicenza, per cui tendevano a ottenere una colorazione, un aspetto che derivava anche dal fatto che gli scarti della lavorazione del materiale lapideo entravano nella composizione dell'intorno, come venivano mescolati con la calce. La seconda caratteristica è quella della lunghissima lavorazione. Giorni e giorni. Alvise Cornaro parla di 6-7 giorni di ripassi continui.
bisognava naturalmente bagnare la muratura a rifiuto, perché altrimenti l'aridità del laterizio assorbiva l'acqua e non consentiva la lavorazione, alla lunga lavorazione, che è una lavorazione di compattamento, cioè fatta con delle cassuole con la parte inferiore leggermente arrotondata, e quindi si schiacciava, non si utilizzava la cassola come il ferro americano, tanto per capirci, si schiacciava progressivamente, veniva bagnata, e alcune testimonianze dicono che la muratura bisognava bagnarla fino a quando, appoggiando l'orecchio, non si sentiva più lo sfrigolio, in maniera tale da renderla completamente satura. E abbiamo qualche, purtroppo non sono testimonianze scritte ma solo orali, di qualche vecchio marmorinista che racconta che di notte venivano messi dei panni bagnati in maniera tale da rallentare la presa. E poi la lunghissima lavorazione, se osservate soprattutto la parte del marmorino bianco, le scagliette, e la pietralistica produce scagliette con la battitura della martellina, fondamentalmente anche con la frattura, mentre altri tipi di pietra producono delle sferule certamente, come dire, sfaccettate, ma in grado solo di accostarsi, mentre le scagliette con la lavorazione si sovrapponevano l'una all'altra. Sono scagliette che talvolta hanno la dimensione più che centimetrica, mentre un marmorino ha uno spessore appunto che non supera. Comunque le scagliette, diciamo che possono avere la stessa dimensione massima dello strato di marmorino. Lo strato di marmorino, soprattutto nel primo Seicento, era oltretutto a strato unico. Poi il marmorino che noi conosciamo, perché è il più frequente, è il più vicino a noi, è fatto con doppio strato, una preparazione in cociopesto, di malta di cociopesto, su cui poi viene, non sono due strati, sono due strati, ma un unico intonaco. Vedete che tutte le scagliette che nell'impasto erano casualmente orientate, poi con la lunga lavorazione si isorientavano l'una sull'altra, assumevano l'orientamento della parete, continue bagnature, battiture, ripassi, e questi ripassi oltretutto, c'è ancora il termine, se c'è qualche marmorinista qua, ma non credo io, oramai gli ultimi, produce il passaggio, schiacciando lo strato ancora fresco, produce la cosiddetta pacciarina, che è un termine anche che usano i terrazzieri, che è quel velo d'acqua che si forma perché compattandole, quando si batte, che ne so, una pozzanghera con dentro del fango, l'acqua si separa, viene in superficie, ma non è acqua sola, è idrata, è calcidrata, è calce che trasporta, è acqua che trasporta calce idrata, e quindi arricchisce lo strato ultimo, lo porta in superficie laddove appunto aumenta la resistenza nei confronti dell'aggressione atmosferica. E la terza caratteristica, quindi lunghissima lavorazione, questo consente di assestare anche i granuli gli uni con gli altri, granuli mal classati, cioè da grandi a medi a piccoli con un po' di sabbia dentro, alle volte si trova, perché con la lavorazione queste si assestavano, come succede quando con un pacchetto di caffè che versiamo in un vaso non ci sta del tutto, si batte sul fianco e allora il volume, che è un volume apparente, si riduce, e quindi è possibile poi mettergli il tappo. E succede la stessa cosa con questa lavorazione, i granuli si assestano uno con l'altro, si avvicinano, e questo aumenta la capacità di resistenza dello strato. La terza caratteristica di questa classe è quella dei trattamenti finali. E a Venezia, quantomeno fino alla seconda metà del Seicento, si trova l'applicazione di olio di lino cotto. Olio di lino cotto, che veniva applicato naturalmente forse con dei diluenti, con l'essenza di trementina, cioè con l'olio etereo di trementina, e che poi veniva asciugato in superficie, oppure con, e questo a partire all'inizio del Seicento, abbiamo testimonianza ormai anche nei trattati di architettura, con l'applicazione prima di saponata, cioè del sapone, quello che noi chiamiamo sapone di Marsiglia, sciolta in acqua, bagnando la muratura e poi levigandola con la cassuola, e poi una volta impassita, questo è il termine che viene utilizzato, cioè lasciato un po' riprendere e consolidarsi, ripassato con della cera utilizzata a mo' di cassuola, cioè della cera d'api che viene sfregata al di sopra, e poi di nuovo
con il panno, come vedete qua, l'olio probabilmente, anche se in realtà questa è una rappresentazione leggermente diversa da quella, quasi certamente un marmorino, ma un marmorino colorato in superficie, ma poco importa, vedete il recipiente che fuma, messo su dei carboni, l'applicazione a pennello dell'olio, colorato o meno, poco importa, il passaggio con... e questo... Nell'interpretazione dico bisogna scaldare il muro, ma certamente una lampada così col vetro e dentro una candela non scaldava il muro. Serviva probabilmente alla stessa funzione che hanno le lampade messe aderenti a luce radente che usano gli stuccatori, i gessisti, per controllare se ci sono sbavature, perché allora vengono messe in evidenza, ma insomma non serve certamente a scaldare la parete. E poi naturalmente pareti di legno, cantinelle, ne vedete una liberata dall'intonaco, e volte murarie addirittura, le grandi chiese, i frari per il braccio sinistro del transetto, quello dove c'è il campanile e quindi dove il carico del campanile che ha prodotto gravi dissesti e gravi lesioni non poteva sopportare delle volte murarie, mentre il resto la chiesa francescana è fatta di volte murarie, ma le volte nella chiesa di San Giovanni e Paolo, apparentemente vista da sotto sembrerebbero volte murarie. Si tratta di legni invece lavorati, dipinti in finto ammattonato, di intonaci, e solo le arcate che dividono all'interno delle navate sono fatte in muratura. La vediamo qua in una sezione, questo comportava ovviamente l'eliminazione non solo del carico ma soprattutto anche delle spinte, perché una volta naturalmente spingeva e per resistere alle spinge bisogna fare contrafforti, aumentare gli spessori murari e così via, aumentare lo spessore delle fondazioni, le difficoltà, i costi e così via. E appese, e anche questo a capriate, a sistemi di capriate che hanno una forte iperstaticità interna. Sono capriate che non solo appoggiano con gli elementi verticali, non possiamo chiamarli monaci, bisogna chiamarli colonnelli perché è un termine locale, ma sono talvolta incastrati a tenone mortasa. Qua vediamo un rilievo della capriata di San Giovanni e Paolo, un rilievo della capriata dei frari, ambedue le chiese nascono insieme, sono ordini concorrenziali, si fanno ordini predicatori appunto, e anche qua vedete il sistema, ne vediamo un dettaglio della capriata, che esistono, queste capriate stanno nell'una e nell'altra chiesa, le due grandi chiese maggiori nella zona presbiteriale, coprono la cappella maggiore in sostanza, sono uguali, identiche, e poi cambiano, diventa capriata composta invece sulle navate, sui bracci del transetto. E il sistema di connessione è questo. È un sistema molto, come dire, solido, con lo vediamo qua, una mortasa in cui entra con tenone, cioè una riduzione delle dimensioni del colonnello, dell'elemento verticale, e è fermato, bloccato con un cuneo. Il cuneo probabilmente serviva per assestarla al momento della costruzione, una volta formata non aveva più nessuna funzione, ma poi anche chiusa con una staffa fasciante e non con una staffa d'asola, quindi un nodo vero e proprio che purtroppo nel XIX secolo, sulla base della manualistica oramai europea, in molti casi è stato liberato, no? Perché gli imperterriti applicatori manualistici appunto hanno pensato bene come vedete c'è il cuneo ancora qua, vedete la mortasa riempita oramai di polvere ultrasecolare, e come hanno fatto? Hanno scollegato, schiodato le staffe fascianti, hanno segato accorciando e trasformando il colonnello in monaco, e poi hanno rimontato di solito invece in maniera fasciante, anzi scusate, non fasciante, ad asola hanno rimontato le staffe. Un'operazione che
che può essere giustificata solo col fatto che la monolistica ottocentesca ha diffuso le capriate di tipo isostatica semplicemente perché erano più facili da calcolare. Calcolare una struttura isostatica, una iperstatica a mano, ci impiegavano 20 volte a calcolare una struttura iperstatica, che ha più giunti di quelli che sono necessari, indispensabili affinché la struttura reticolare, che è fatta da aste, rimanga in piedi. Ma dimenticando che soprattutto le capriate composte in questo tipo di comportamento strutturale e con questo tipo di nodo resistono ben di più. Soprattutto i carichi disassati, perché capriate con monaci staccati, non è tutto un triangolo. La parte centrale, nemmeno qua naturalmente è tutto un triangolo, la parte centrale non è triangolare. E se vi è disassamento di carico, cioè il vento, per esempio, che spinge soprattutto nelle grandi capriate, che sono quelle composte, a cui si può sommare il peso della neve, possono disarticolare più facilmente. Le capriate di questo tipo, isostatiche, stanno in equilibrio perché il carico è distribuito uniformemente, ma possono essere disarticolate da un cambiamento di carico su una falda rispetto all'altra. Vento che soffia, il carico di neve. Ma c'è un'altra anche ragione. A Venezia, ma non solo a Venezia, diciamo che il discrimine è forse l'Appennino, la dorsale che butta verso la pianura padana, costruttivamente è ricorsa nel Medioevo, ma abbandonandoli intorno al 600-700, mentre a Venezia sono rimaste fino al tardo 800 capriate, la formazione di capriate di questo tipo, cioè con alta iperstaticità, appoggiate, ma talvolta anzi non solo appoggiate, c'è sempre qualche chiodo che le unisce alla catena, e hanno anche una maggior garanzia nel caso in cui un nodo entra in crisi. Se entra in crisi un nodo qualsiasi in una struttura isostatica, cioè dove i nodi sono solo quelli indispensabili, entra in crisi l'intera struttura, cade, non c'è nulla da fare. Se invece entra in crisi un nodo in una struttura di questo tipo, e a Venezia questo era uno dei problemi fondamentali, perché marcisce di solito il giunto tra puntone e catena, laddove, soprattutto a Venezia, appena al di là, appena al di fuori, c'è la grondaia lapidea che il muro può cedere, si apre la fessura, l'acqua penetra all'interno, entra in crisi quella e a quel punto ci può essere una forte deformazione. Il colonnello carica, deforma, ma in questo modo segnala il problema e consente, non crolla tutto, e consente, dà il tempo per intervenire e per rimediare. Tant'è che capriate di questo tipo si è passati dai 13 metri e mezzo di luce dei frari e di Santi Giovanni e Paolo, sono sostanzialmente uguali le luci, scusate, le distanze tra un appoggio e l'altro, ai 24, quasi 25 metri di Palazzo Ducale. Le attuali strutture sono ricostruite dopo l'incendio del 1577, non sappiamo come fossero in precedenza, ma non potevano altro che essere delle capriate, e capriate con nodo chiuso, fino ad arrivare ai 32 metri delle capriate della chiesa di San Lorenzo, che sono il massimo, forse in Italia, non so se sono superate, e tutte fatte con aste unite tra di loro, talvolta ovviamente a dardo di Giove con la trazione, che hanno la dimensione di un piede per 3/4 o 2/3 di piede, cioè 34 per 29 centimetri di larghezza, 28-29 per 35 centimetri di altezza. Anche queste di San Lorenzo di Castello. E poi la ricerca della leggerezza avviene anche nelle strutture più complesse che possono essere mai realizzate a Venezia dal punto di vista della carpenteria civile, intendiamoci, i marangoni da casa, non dalla carpenteria navale, che erano molto più bravi e dovevano affrontare costruzioni che dovevano resistere a sollecitazioni ben diverse da quello di una capriata di un tetto, di
non c'è confronto, la nave non era sollecitata, pensate 2 onde, una davanti e una dietro in navigazione e una trave su 2 appoggi, flette così. L'onda quando arriva al centro, sono 2 mensole. E poi le torsioni dovute sottovento, e con le vele le navi potevano torcersi, tant'è che spesso per cercare di contrastarla passavano da prua verso poppa dall'altra parte e da poppa verso prua delle cime che mettevano in trazione per cercare di evitare che avvenisse questo fenomeno, per contenerlo. Le prime costruzioni sono molto complesse, anche queste non sono quelle iniziali, le cupole, la dotazione di sovracupole di questo genere a San Marco avviene entro la metà del 200. Prima erano coperte con una struttura a legno, che è appoggiata sull'estradosso, un po' come sono coperte le chiese bizantine. Santa Sofia, Hagia Sofia a Costantinopoli, se osservate, ha un estradosso schiacciato, appoggiato direttamente sulla muratura. Il fatto che l'abbiano costruite così non è facile da spiegare, se non col fatto che perché affrontare la complessità quando di solito l'uomo, sì certo, per certe cose no, ma di solito se deve coprire un tetto, una cupola, lo fa nel modo più razionale e meno costoso possibile. Tanti modi ce n'erano. E la prima San Marco aveva il piombo, aveva sempre il piombo, un materiale costosissimo, ma copriva, era appoggiato sull'estradosso. E quindi l'unica spiegazione è che abbiano voluto traslare verso l'alto, far vedere di più ancora le cupole, quando nella prima metà del 200, non sappiamo bene quando, viene costruito il primo dei palazzi, il Palatium, quello che precede l'attuale Palazzo Ducale e che sostituisce il Castellum, che era più basso. Probabilmente l'hanno fatto a un'altezza maggiore e hanno voluto traslare verso l'alto la forma per far riconoscere da lontano, di solito a chi entrava dalla bocca del porto di Lido, la chiesa di San Marco, che era cappella, come sapete, era cappella palatina. E anche qua c'è una evoluzione che avverrà molto tardi, in realtà abbastanza tardi, intorno al 600-700 e all'inizio dell'800, con una trasformazione da un apparato molto complesso di una molteplicità di telai interni molto complessi a una semplificazione che passa attraverso, come al solito, il genio di Andrea Palladio. Vedete la copertura della cupola di San Giorgio, Palladio semplifica totalmente per far sì che la lanterna, che è una lanterna vera, mentre tutte le cupole precedenti avevano delle false lanterne decorative ma che non facevano entrare la luce nell'occhio di lanterna sommitale della cupola, la semplifica moltissimo, ma non diventerà questo sistema un sistema, come dire, il modello per le cupole successive. È una sorta di snodo. Fino allora si costruivano cupole di questo tipo, riferite a San Marco, perché molti secoli erano passati, avevano dimostrato, al di là degli incendi e delle perdite, che reggevano, e quindi sì, ispiravano, si erano sempre ispirato anche costruttivamente alle 5 cupole marciane. Ma poi, ecco, nel 600 appare, siamo nel terzo decennio, all'inizio del terzo decennio, una cupola che è straordinaria, una cupola a guscio, un guscio d'uovo, è fatta da centine leggerissime, oltretutto nemmeno ottenute da tronchi, ma da tavole accostate e sfalsate tra di loro, chiodate tra di loro e resecate in maniera tale da ottenere la curva, lo spessore di circa 26 cm complessivamente, impressionante, con una doppia membrana. Sopra uno strato di tavole, che è fondamentale per dare la stabilità a questo sistema, una serie di tavolette inserite tra una costolatura e l'altra, le centine, quelle che noi chiamiamo centine, ma che nel linguaggio dei costruttori e nelle carte d'archivio si chiamano invece costolature, si chiamano perché le centine sono gli anelli orizzontali, questi gli anelli che corrono a varie quote su cui vengono fissate quelle che noi chiamiamo le costolature. Noi chiamiamo adesso centine queste, ma in realtà le centine, la definizione di centina
usata storicamente, sono gli anelli circolari che via via diminuiscono di diametro e che portano la parte più... È una struttura straordinaria, veramente straordinaria, una cupola a guscio, leggerissima, basta guardare la sezione del tamburo. Se fosse stata una costruzione muraria avrebbe chiesto almeno 3 volte 4 di spessore. Sono spessori esilissimi, come si può vedere, assolutamente esili. Costruzione straordinaria. E poi le ultime, San Simeon Piccolo, dove c'è un doppio ordine di costolature, uno interno che forma la cupola semicircolare, è una calotta sferica, e uno esterno che porta il tavolato e poi in questo caso il rame. Anche queste costruzioni molto leggere e molto efficaci, fino ad arrivare all'ultima delle grandi cupole, che è quella della chiesa di San Geremia. Siamo nel secondo terzo decennio dell'Ottocento, del XIX secolo, in cui anche qua vediamo una serie semplicissima di puntoni, delle croci di Sant'Andrea per stabilizzarlo un po', e poi una doppia, anche in questo caso, sistema di centine. Insomma, concludendo, ho montato 2 rappresentazioni del Rusconi, del testo del Rusconi, la quercia e il giunco, per illustrare quella che è una favola, forse di La Fontaine, non mi ricordo esattamente, del diverso comportamento del giunco e della quercia, appunto, dove la quercia resiste indomita alla tempesta fino a quando non si spezza, mentre il giunco, sotto l'urto dei venti, si piega e poi si raddrizza. La differenza nella costruzione, che è la costruzione rigida, che è la costruzione che noi tutti, attualmente la tecnica è quella di ricercare la massima rigidità nella costruzione, ma siccome non poteva essere utilizzata, appunto la tighe doveva essere cavalcata, e quindi la deformabilità, che contraddiva con uno dei principi fondamentali, la firmitas, cioè la solidità, enunciata, praticata fin dall'antico su terreni stabili naturalmente, e non parliamo delle costruzioni lignee, perché le costruzioni lignee potevano deformarsi molto meglio delle costruzioni murarie, che contraddiceva uno dei 3 firmitatis, utilitatis, venustatis. Firmitatis, erit habita ratio, insomma il principio della solidità. Questa è la traduzione di Pierre Gros, l'ultima edizione critica del Vitruvio, insuperata, oramai ci vorrà una generazione o 2 per superarla. Il principio della solidità, quindi Vitruvio dice: l'edificio deve essere solido, deve essere comodo e deve essere bello. Il principio della solidità, firmitatis, erit habita ratio, eccetera, sarà rispettato quando le fondamenta fonderanno fino al terreno compatto, cioè quando saranno solide, in sostanza, che non si muovono. E di ciascun materiale si farà una scelta accurata senza risparmio di mezzi della quantità dovuta, il che bisogna guardarlo un po' e leggerlo un po' in controluce, perché certo materiali buoni sono materiali, ma non fare risparmio di mezzi, cioè spiccati murari che abbiano lo spessore tale da non correre il rischio dell'instabilità elastica. Quando le fondazioni sono solide e i muri verticali sono belli solidi e belli grossi, insomma la fabbrica è destinata a durare nel tempo, ed è un principio che noi attualmente si costruisce con questo principio qua. Dovrebbe essere comoda, bella, solida, comoda, molto spesso alle volte non lo è in alcuni progetti, bella, e qua entra in gioco la valutazione individuale. Questo principio è stato messo in discussione e contraddetto dai muratori, come vedete, i carpentieri e i segatori. Sono le 3 formelle dedicate all'edilizia che sono presenti nel terzo arcone con i mestieri della Basilica di San Marco, esattamente il contrario di quanto è avvenuto in Laguna, dove i cedimenti differenziati non solo erano accettati, erano subiti inevitabilmente, ma anche favoriti, in maniera tale che l'equilibrio complessivo, sì, ci fossero cedimenti parziali, cedimenti differenziati di diverse entità, ma l'equilibrio complessivo fosse garantito. E dove le murature possiedono quasi invariabilmente, quasi sempre, una sezione tale da sfiorare il limite dell'instabilità elastica, dell'effetto riga da disegno che
messa sotto carico, sfugge il carico e si spezza per flessione. Grazie, ho finito. Grazie molte a professor Piana per questo intervento che condensa... Assolutamente. Insomma, prezioso perché condensa moltissime informazioni raccolte insomma, in anni di studio, di ricerca e ci mostra l'eredità preziosa che questa città ha. E, tra l'altro, se posso dire, fare una cosa alla Fazio, alla fine del 23 è uscito anche un libro, il professor Piana, per chi volesse approfondire alcuni di questi temi, Costruire a Venezia, di Marsilio, un'opera importante. Proprio per cercare di preservare questa eredità preziosa, articolata, complessa, ma anche, se volete, sorprendente, no? Rispetto a come i veneziani hanno sovvertito alcuni principi del costruire, continuiamo con il nostro programma di questo pomeriggio e invito qui Francesco Busato e Antonio Girello. Grazie. Francesco Busato, presidente del settore edilizia del Confartigianato, che quindi tutti i giorni in cantiere, no? Vede queste cose e naturalmente dispone per conservarle, per preservarle e anche per tramandare questa conoscenza al futuro. Prego. Buonasera a tutti. Sì, confermo, noi operando attivamente, diciamo, immaterialmente in cantiere, tante di quelle cose che ha esplicato il professor Piana le abbiamo vissute in cantiere, perché alcuni ritrovamenti che a volte si fanno quando si mettono le mani mettono in luce delle cose che non si sapeva e si vengono a scoprire nel momento in cui le trovi, diciamo. Noi come operatori siamo contenti, diciamo, di poter fare questa edizione a distanza ormai di più di 10 anni da quella precedente e avere la possibilità di avere qua gli studenti. C'è chi poi si dovrà occupare di questa, speriamo, di questo lascito che noi vorremmo fare, diciamo, alle generazioni successive, perché purtroppo questo è uno dei grossi problemi, che non c'è una continuità, cosa che fino alla mia generazione, diciamo, abbiamo avuto come tradizione familiare o comunque, diciamo, sociale, anche di trapasso delle conoscenze, e che adesso purtroppo si va un po' a perdere. Quindi cercare di avere queste, non diciamo lezioni, ma comunque esperienze da poter comunicare, diciamo, a chi poi speriamo possa continuare, è una delle nostre intenzioni. Quindi come Confartigianato abbiamo promosso questa iniziativa e cerchiamo di fare squadra, nel senso che noi operiamo, ma abbiamo ovviamente necessità di avere i professionisti e anche la committenza che poi possa essere sensibile per la conservazione della città. Quindi direi che
da parte di tutti quanti, se lo spirito, diciamo, è questo, e la volontà è quella di poter far continuare la storia di Venezia, che è unica nel mondo, sia insomma fatta da tutti quanti. Io ringrazio a nome di tutti quanti quelli che ci hanno dato la possibilità di farlo, dall'Ateneo Veneto che ci ospita, cito la Camera di Commercio e l'Edil Casa, anzi porto anche i saluti del Presidente che mi ha chiamato ieri che non poteva venire, ma naturalmente l'Ordine degli Architetti, la Fondazione degli Architetti dell'Uivola e la Sovrintendenza, diciamo, come patrocinio, diciamo, per tutto quanto. Grazie. Grazie. Prima di cedere parola ad Antonio Girello, che è Presidente della Fondazione degli Architetti della Provincia di Venezia, una piccola riflessione sui numeri, perché mi spiace che oggi non ci sia qui il Sovrintendente per ragionare un po' del fatto che insomma, la tutela di Venezia per molti è data come scontata, ma in realtà non lo è, perché se guardiamo l'intera città noi sappiamo che circa ci sono 20.000 unità edilizie, il pesce, no? Allora gli edifici che sono assoggettati al decreto, al codice dei beni culturali, quindi hanno un cosiddetto vincolo monumentale, sono circa 4.000. Allora su questi esiste, e gli architetti lo sanno, ma anche gli operatori, una specifica attività di sorveglianza sugli interventi da parte dell'ente di tutela. Anche qui dovremmo fare una distinzione, perché gli interventi pubblici, quindi quelli legati ad appalti, prevalentemente riguardanti edilizia demaniale o edilizia comunque di proprietà di enti locali, ecco, su questi esistono delle regole ferree per cui tutte le superfici decorate dell'architettura e anche le superfici storicizzate devono essere svolte da restauratori iscritti all'albo dei restauratori. Molti artigiani sono anche restauratori, però ecco, vi è comunque una garanzia sulla qualità di chi interviene. Al di fuori degli edifici pubblici vi sono, in questi 4.000 edifici vincolati, una certa quantità di edifici privati. Sugli edifici privati non esistono più le soglie di qualità delle cosiddette SOA, per gli architetti ci si capisce, e quindi esiste comunque una specifica competenza che riguarda tutte quelle superfici o apparati decorativi o comunque componenti costruttive che sono di fatto oggetto dell'attenzione di artigiani. Ma se noi andiamo a guardare i 16.000 circa edifici che non hanno un provvedimento di vincolo di tipo monumentale ma solo paesaggistico, ecco che qui viene meno la sorveglianza dell'ente di tutela, e quindi ciò che vige è sostanzialmente la norma di settore comunale. La norma di settore comunale ha delle maglie molto più larghe rispetto ovviamente alla tutela da codice dei beni culturali, ed è proprio qui che l'artigianato può fare la differenza, perché la norma di settore ti dice di conservare la posizione di un muro, ma non quel muro, attenzione, cui rischiamo di perdere importanti brani di città. La norma di settore ti dice conserva quell'intonaco, oppure se devi ripristinarlo guarda le tracce, guarda il color medio, ma nulla ti dice sulla competenza in termini di saper fare. Ecco perché questo nostro tentativo, che è vero si ripete dopo un'iniziativa di circa 10 anni fa, ha l'ambizione di aprire la città a questi temi, ma soprattutto l'ambizione di tenere insieme la conoscenza con il saper fare. E quindi nel ciclo di incontri che andremo poi presentando cerchiamo di lavorare sempre per componenti costruttive e per questo doppio appunto binomio conoscenza e saper fare.
Gli architetti hanno certamente un ruolo importante in questi processi perché sono coloro che costituiscono un elemento di cerniera talvolta, soprattutto laddove non esistono obbligazioni di tutela, e parliamo appunto di 80% circa della città, l'architetto può indurre, non sempre facilmente, ma può indurre il committente a riflettere e soprattutto ad avvalorare quelle parti dell'edificio storico che costituiscono quell'eredità che ci è stata oggi molto ben presentata. Antonio. Buonasera. Io prima di iniziare il saluto che volevo farvi, volevo riagganciarmi a quello che ha detto Francesco e anche all'importanza di questo poter colloquiare assieme tra professionisti, artigiani e anche studenti. Voi siete la nuova generazione di professionisti. Io facevo una riflessione mentre lui parlava degli edifici non sottoposti a vincolo, una mia riflessione personale: quanti danni sono stati fatti dai bonus? Quanta materia, quanta storia abbiamo perso nei nostri edifici perché c'era il bonus del 90%, del 60% in quegli edifici che non sono sottoposti alla tutela. Abbiamo perso una parte della nostra storia. Però il privato, come diceva lui, nelle sue riflessioni ha pensato allo sgravio del 60, del 90%. Era una piccola riflessione che mi è venuta ascoltando il discorso di Francesco, prima di salutarvi e darvi la buonasera e portare a tutti i presenti i saluti delle consigliere e dei consiglieri della Fondazione degli Architetti di Venezia. Vi ringrazio perché siamo questa sera veramente molto numerosi. Do anch'io un po' di numeri, nel senso ci sono una cinquantina di architetti e, se non sbaglio, quasi un'ottantina di studenti, una sessantina di studenti, oltre poi vedo anche a colleghi ingegneri. Vedo che c'è stata una risposta a questa nostra proposta molto, molto sentita e vi ringrazio per essere qui veramente così numerosi. Ringrazio la Confartigianato Venezia, la Camera di Commercio di Venezia Rovigo ed il Cassa Veneto per il loro importante sostegno per questo ciclo di 12 incontri. Da qui, infatti, da oggi, dopo l'intervento dell'architetto Piana, che ringrazio, fino al 12 febbraio, sul tema dell'edilizia storica di Venezia e le sue componenti, conoscenza ed interventi, noi ci incontreremo ancora altre volte. Ringrazio, al momento non c'è, ma Antonella Magaragia, Presidente dell'Ateneo Veneto, che ci ospita qui in questa prestigiosa aula magna, così come già fece 12 anni fa con un analogo ciclo di conferenze sull'edilizia storica veneziana, sempre organizzato attraverso l'Ordine degli Architetti con la Fondazione e ovviamente la Confartigianato Venezia. E ringrazio anche per il sostegno la sovrintendenza, che non c'è il dottor Magani questa sera è sovrintendente, ma lo ringrazio perché ci ha sostenuto anche lui. Ci saranno i funzionari? Ci saranno i funzionari poi negli incontri che saranno loro i relatori dei prossimi interventi. Questo di oggi è un altro piccolo tassello dell'ormai pluridecennale mosaico che gli architetti e gli artigiani stanno componendo con competenza ed amore per la conservazione della città di Venezia, per mettere al sicuro il patrimonio storico materiale che ci è stato affidato e che lasceremo in eredità alle prossime generazioni. Ed è proprio pensando alle prossime generazioni che l'utilità di questa iniziativa sia il favorire uno stretto momento di contatto tra le professioni e gli studenti, che questa sera vedo veramente numerosi e sono veramente contento. Tante volte noi come Ordine e Fondazione organizziamo dei corsi e vediamo che purtroppo l'età media dei frequentanti, dei presenti ai corsi è alta. Questa sera l'età media l'avete abbassata e vi ringrazio perché siete in tanti e siete presenti. I 12 incontri in programma sveleranno le procedure di conoscenza della città, anche attraverso il sapere degli artigiani, rivelando i vari aspetti dell'arte e della conservazione. Parlo di arte della conservazione perché colui che materialmente interviene sul bene storico è proprio la figura dell'artigiano. Nell'etimologia di artigiano c'è la provenienza della parola principale che è arte, che a sua volta deriva dal latino ars artis, che indicava ogni abilità materiale e spirituale.
Capire come intervenire richiede capacità specifiche di altissimo livello che devono essere costantemente coltivate da architetti e da artigiani, ma soprattutto, come diceva prima il Presidente Francesco, devono anche essere tramandate. Se perdiamo questo tramandare di sapere, che è difficilissimo che venga trascritto negli atti. Come abbiamo visto prima con l'architetto Piana, gli atti parlavano anche a volte di altre cose, parlavano del cammino, ha citato prima gli atti di compravendita, ha citato proprio il caminetto come un elemento di importanza, ma se ne è venuti a conoscenza attraverso un atto notarile, non perché c'era uno scritto di architettura che parlasse dell'importanza del cammino in pietra nella casa in legno. Lo stesso vale per il sapere artigiano. Non esistono dei testi di sapere artigiano, ce ne sono pochi. Il sapere artigiano si tramanda nella bottega dell'artigiano, andando ad aiutare l'artigiano con umiltà, aspettando ed imparando. Senza alcun intento però polemico, mi vedo anche in questa sede ancora una volta dover ricordare purtroppo l'abbandono delle attività produttive artigiane non solo nel nostro centro storico, ma in tutta la realtà della nostra città metropolitana, portando così come conseguenza ad un impoverimento del tessuto sociale e del nostro vivere quotidiano. Questo ciclo di incontri mi auguro sia di stimolo a quel concetto di salvezza della città di cui ha parlato Maura Manzelli in occasione del Premio Torta 2023, che è stato proprio ospitato in questo prestigioso Ateneo, in quest'Aula Magna. Voglio infine ricordare, anche se è qui alla mia destra, quanto ha detto Francesco Trovò sempre in occasione del Premio Torta, e cioè che la città dal 1987 è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, perché rappresentativa di tutti i 6 criteri qualificanti che vengono richiesti. Io ve ne cito però uno che è il 6º criterio qualificante, ed è il seguente, : la serie incomparabile di complessi architettonici che illustrano l'apice dello splendore della Repubblica, comprendendo sia i grandi monumenti che le più modeste residenze nelle calli e nei campielli. Questa è la nostra città. Grazie. Concludo infine. Chiedo scusa. Mi auguro che oggi a noi tutti qui presenti sia da guida la responsabilità della cura e della tutela del nostro patrimonio immobiliare storico, non dimenticando il ruolo sociale delle nostre singole professioni, sia di architetti che di artigiani, così da tener fede al Premio Torta 2023, che è stato elargito e dato a tutti i cittadini veneziani, che con ordinaria e straordinaria capacità si impegnano quotidianamente per mantenere viva Venezia e la sua città. Grazie. Grazie. Prima di avviare l'ultima sezione di questa prima giornata, volevo ringraziare in particolare una persona che si è posta in una posizione un po' defilata, ma che è stato un pilastro fondamentale per la realizzazione di queste giornate, che è Enrico Vettore, che coordina l'ufficio categorie della Confartigianato. Siccome facciamo sul serio e per noi la parola eredità, la parola continuità, staffetta non è solo retorica, vorrei invitare qui la professoressa Angela Squassina dello UAV e Matteo Busolin, vicepresidente del settore edilizia della Confartigianato Venezia, che ci raccontano di un protocollo d'intesa che è stato siglato tra Confartigianato Venezia e UAV proprio per consentire di avvicinare fattivamente il mondo dell'apprendimento universitario con quello dell'operatività artigiana. Sì, sì. A sinistra. Parli per prima? Ricordo nel frattempo informazioni di servizio agli architetti che devono comunque fare la seconda firma
quella dell'uscita. E vi porto infine anche i saluti dell'architetto Manzelle, che è stata poco fa citata, che è stata presidente del premio Torta all'ultima edizione del 23, che doveva essere qui oggi a raccontare di un altro protocollo d'intesa, quello fra Ateneo Veneto e UAV, ma che è malata, per cui prega di scusarsi e sporge i suoi saluti. Piccolo cambio di programma in attesa di risolvere questo piccolo problema tecnico. Chiedo al nostro Matteo di anticipare il suo intervento. Certo, grazie. Sì. Tanto buonasera. Devo dire che mi sento più a mio agio in cantiere che davanti a un pulpito di persone. Io voglio raccontarvi un po' questa storia del protocollo d'intesa. Quando la professoressa Paola è venuta a proporci l'idea di scrivere un protocollo d'intesa finalizzato a concatenare le migliori energie tra le due parti, quindi la parte accademica e la parte imprenditoriale, la parte artigiana del nostro comparto, noi abbiamo preso un po' la palla al balzo perché c'è stata presentata un'occasione più unica che rara, perché per la prima volta il mondo dell'università è voluto scendere in campo per coinvolgere in forma sistematica e continuativa il nostro comparto casa. Poi, vedendo la perseveranza e la tenacia della professoressa nel portare avanti questo progetto, questo protocollo d'intesa, si è rivelato fin da subito una grande dimostrazione di fiducia da parte dell'università nei nostri confronti. Noi vogliamo e ci impegniamo a tutti i costi di onorare questa fiducia e vogliamo meritarcela anche operativamente parlando. Infatti questo protocollo vuole essere uno strumento concreto con risultati misurabili e obiettivi chiari e raggiungibili. Primo tra questi la possibilità di attivare dei tirocini all'interno delle imprese artigiane operanti nel settore delle ristrutturazioni e manutenzioni degli edifici storici, un obiettivo certamente ambizioso e non facile e semplice da mettere in pratica per vari motivi, sicurezza, burocrazia e cose varie, ma assolutamente necessaria per almeno due grandi ragioni. In primis per gli studenti stessi, che sono studenti oggi e saranno i nuovi professionisti di domani. Per farli uscire un po' dal guscio protettivo delle aule universitarie e farli venire a respirare l'aria del cantiere e a mettere mano sulle materie stesse e sugli argomenti che tra le aule studiano e vedono. E anche per noi imprese artigiane che, oltre a cercare disperatamente manodopera, ma non è questo il campo, abbiamo bisogno di figure tecniche preparate che ci affiancano e ci danno una mano nel rapportarsi con cognizione di causa sui cantieri stessi, con le maestranze, piuttosto che con la committenza, piuttosto che con la sovrintendenza, piuttosto che a 360 gradi, diciamo. Quindi per questi motivi noi siamo convinti che l'esperienza di un tirocinio all'interno di un'impresa artigiana, delle imprese artigiane, possa rappresentare un'opportunità straordinaria per la crescita formativa e per il futuro lavorativo dei giovani universitari, sia nella veste di professionisti che di futuri tecnici di impresa. Ed è per questo che dobbiamo cercare di agevolare in tutti i modi l'incrocio tra la domanda e l'offerta, semplificando il più possibile l'iter burocratico previsto per l'attivazione di questi tirocini, cioè dobbiamo cercare di creare questa cosa molto snella, molto agevole per portare gli studenti all'interno delle aziende e delle imprese.
Noi imprese sotto questo punto di vista siamo molto disponibili e molto propense a incontrare gli studenti e a mettere in pratica questo tipo di tirocini. L'abbiamo già fatto, continuiamo a farlo e ci impegniamo a farlo nel futuro, instaurando dei rapporti e un dialogo e un confronto diretto con l'intento volutamente da cuore artigiano di trasmettere l'amore e la passione di questo meraviglioso e difficile mestiere. Grazie. Grazie. Grazie Matteo Busolin. Grazie a voi. Passo parola alla professoressa Angela Squassina che ci racconta nel merito questa iniziativa, questo protocollo d'intesa. Grazie Francesco, ringrazio gli organizzatori e l'Ateneo per questa possibilità e prima di entrare nel merito del protocollo d'intesa volevo fare qualche riflessione sulle ragioni che hanno portato a questa scelta, anche se mi rendo conto, dopo aver sentito chi mi ha preceduto, che queste osservazioni forse adesso sono superflue, ma cercherò di essere veloce. Come sappiamo, Venezia e la sua laguna è un sito UNESCO e l'allarme lanciato dall'UNESCO, soprattutto per quanto riguarda l'autenticità e l'integrità della città, fa tremare le vene nei polsi. I principali imputati, cambiamenti climatici, il turismo incontrollato, ma al di là di queste grandi tematiche, che sono forse le tematiche più attuali, la questione dell'indebolimento della sapienza costruttiva locale è, secondo me, alla radice di queste, degenerazioni che i fenomeni che abbiamo appena visto in qualche modo aumentano, enfatizzano. Ma di base l'aspetto più che fa riflettere di più è proprio questa necessità di riallacciare le fila di una tradizione costruttiva che è importante per qualunque centro storico, ma a Venezia forse lo è ancora di più. Fa riflettere sui caratteri di Venezia che magistralmente il professor Piana ha descritto e quindi sarò veloce, l'instabilità come tratto endemico anche del carattere della città, che ci porta a un secondo aspetto, quello delle dinamiche di mutamento che in questa città cresciuta sostanzialmente su se stessa ha portato a uno stratificarsi continuo nel tempo, per cui la successione temporale, la successione del tempo è fisicamente percepibile in molti edifici del centro storico. E queste dinamiche che sono spesso state fondate nei secoli sulla rimanipolazione di murature e materiali esistenti per adeguare alla città che si è comunque modificata nel tempo, pur, come diceva Ungaro, rimanendo sempre se stessa. E le superfici, per quanto siano solo una parte degli edifici, sono di fatto l'interfaccia fra l'edificio e l'ambiente, sottoposte a queste dinamiche di mutamento naturali e antropiche, e sono al tempo stesso segno di grande e preziosa cultura materiale, quindi una sorta di compendio di prestazioni tecnologiche e memoria. Sono di fatto l'esito di, come è stato detto prima, di grande lavoro, di grande selezione di materiali, di tecniche che allo stesso tempo conferiscono bellezza e durevolezza e consentono agli edifici veneziani di sopravvivere e di affrontare un clima particolarmente, una situazione ambientale particolarmente aggressiva, difficoltosa. Ma anche la parte più umile dell'architettura veneziana, il muro, che a Venezia costituisce proprio quel tessuto connettivo che, come diceva Giacomo Boni, permette agli edifici monumentali di essere ancora più evidenziati. E al tempo stesso è in realtà, soprattutto per quanto riguarda le murature pre-rinascimentali, un compendio di superfici altamente qualificate che ci raccontano la storia evolutiva dei singoli edifici, estremamente variabili nei colori, nelle dimensioni, nelle fatture,
ma di fatto tutt'altro che semplici supporti di qualcosa di più prezioso, ma grazie anche a preziose lavorazioni del Giunto di Malta sono a tutti gli effetti delle superfici configurate. Dettagli spesso considerati dettagli estremamente significativi ma molto fragili, che spesso non sopravvivono ad una velatura, a una rifugatura del giunto, ad operazioni apparentemente innocue, se non addirittura banali. E la vulnerabilità di questi aspetti così materici della costruzione veneziana è spesso sottoposta a, come dire, dei fraintendimenti, muri di altinelle, preziosi muri di altinelle scambiati per semplici muri che hanno perduto l'intonaco, vengono ricoperti, perduti, soprattutto nell'edilizia di tessuto, come dicevamo. L'altro aspetto è che spesso elementi più preziosi e più antichi sono nascosti in angoli degradati, in angoli complicati, come questo arco veneto bizantino ritrovato nell'accavallarsi di due edifici gotici in una zona piuttosto nascosta. E così è fondamentale riconoscere anche questi aspetti così apparentemente minuti, legati alla fisicità, alla materialità delle architetture. È necessario riconoscerli per poterli conservare, come nel caso di queste cornici che apparentemente possono sembrare delle macchie di malta intorno alle finestre, sono in realtà quel che rimane dell'urspitta medievale che così bene Gentile Bellini ha rappresentato nei suoi dipinti. E quindi l'importanza di riconoscere, l'importanza di preservare con degli interventi, diciamo, consapevoli, ma soprattutto l'importanza dell'educazione. L'educazione alla coscienza conservativa, ma anche le competenze tecniche. E un altro aspetto fondamentale è l'affrontare le questioni ambientali ristrette che da secoli Venezia sta affrontando, l'acqua, che è un carattere fondamentale ma anche ovviamente una minaccia, e ricerche effettuate sui diversi dispositivi adottati nel tempo ha messo in luce l'efficacia dei sistemi tradizionali e al contrario la scarsa durevolezza, soprattutto per quanto riguarda i rivestimenti, degli intonici più recenti, che oltretutto hanno un degrado più veloce, repentino e garantiscono meno la vivibilità e la salubrità degli ambienti interni. Sin dall'Ottocento Giacomo Boni deplorava la sostituzione degli intonaci, ma nonostante questo allarme abbastanza, diciamo, pronto, queste trasformazioni sono andate avanti, come sappiamo tutti, e questa omologazione delle tecniche basate su standard che poco si adattano alle condizioni ambientali di Venezia riporta la questione dell'artigianalità e della riproposizione della tradizione costruttiva locale, non tanto come un elemento, cosa già rilevata anni fa peraltro, non come un'impostazione ideologica, ma anche proprio come una strategia pragmatica di conservazione per la città. Questa è la ragione di base per questo protocollo d'intesa, perché siamo convinti che gli artigiani possono contribuire insieme all'università e insieme ai professionisti a mantenere questo collegamento con la tradizione costruttiva e quindi da un lato ad elevare la qualità degli interventi di conservazione. Allo stesso tempo sono in grado di ispirare o di sostenere forme di innovazione che sono fisiologiche, sono necessarie, altrettanto quanto lo sia il mantenere la tradizione costruttiva, ma forme di innovazione compatibile rispetto alla città e ai suoi materiali. E infine migliorare l'educazione. E questo è un po' l'impianto di questo progetto che vuole connettere l'università, l'ambiente accademico con l'ambiente del saper fare
l'ambiente operativo locale, ma anche con scambi internazionali con altri paesi che noi sappiamo bene che tutto il mondo occidentale si sta confrontando con questo problema della perdita delle competenze artigiane, e quindi anche una rete, diciamo, a livello internazionale può essere utile come esempio. Quindi in questo caso sicuramente è inutile parlarne, abbiamo visto la spiegazione della grande specificità degli intonaci veneziani, la possibilità di lavorare con artigiani che comprendano e ripropongano e siano capaci di gestire non solo i materiali e le tecniche, ma anche i tempi di lavorazione e le modalità di lavorazione dei materiali è fondamentale, non, come si diceva prima, solo per gli edifici di maggior rilievo, ma a maggior ragione per quelli che costituiscono la maggioranza degli edifici della città. Qui abbiamo un esempio di un artigiano veneziano che conosciamo tutti, Giorgio Berto dell'Unisve, che è stato coinvolto in una ricerca in cui abbiamo sperimentato varianti di intonaci tradizionali semplici, calce e sabbia, senza additivi, con additivi diciamo naturali o tradizionali e con additivi invece di sintesi, valutando poi e monitorando lo sviluppo del degrado da risalita, perché i campioni sono stati inseriti in acqua salata a simulare una sorta di situazione diciamo verosimile rispetto a quella degli edifici veneziani. L'altro aspetto è quello appunto di cui si parlava anche con Enrico Vettore e con Matteo, della trasmissione, perché è fondamentale a questo punto non solo non perdere la connessione con la tradizione costruttiva, ma trasmetterla al futuro. E quindi queste iniziative sono iniziate quasi un decennio fa, con workshop, con piccoli interventi in cui gli studenti sono stati portati a visitare ditte artigiane, qui per esempio una fornace di Rovigo che produce ancora mattoni fatti a mano, incontro con gli artigiani, fra cui anche il nostro presidente e la famiglia di Matteo, che hanno accolto gli studenti, hanno condiviso i loro segreti, hanno aperto le porte dei loro laboratori, delle loro imprese. Gli studenti hanno raccolto materiali, testimonianze, fotografie, hanno elaborato tavole e alla fine hanno anche partecipato a un piccolo diciamo, cantiere di restauro in cui Fabrizio Benvenuti della Coniutex si è prestato, dopo aver restaurato la Porta della Carta, a restaurare un muro crollato in un giardino veneziano, quindi, ma con appunto l'attenzione alla conservazione del mattone, del singolo tratto di muratura che è di fatto la base dell'architettura veneziana. E poi alcuni episodi di scambi internazionali con istituzioni, ma con associazioni come la SPAB di Londra e con artigiani sia veneziani che veneti che stranieri, e in un simposio di conoscenze di vario livello in cui ognuno ha portato la propria testimonianza e le proprie competenze. E qui abbiamo per esempio una volontaria della SPAB che ha raccontato le sue esperienze appunto di lavoro volontario per la conservazione, molto diffuso all'estero, a differenza purtroppo che da noi. E qui l'esperienza invece della seconda giornata di condivisione con i nostri specializzandi e i giovani allievi della scuola edile di Padova di appunto prove di intonaci tradizionali effettuate in parte da maestri decoratori della scuola edile, quindi veneti, e un maestro della Repubblica Ceca che è venuto appositamente per questa esperienza. Infine, più da vicino, l'incontro degli studenti IUAV con gli artigiani veneziani, in una sorta di speed date, abbiamo detto simpaticamente, in cui i ragazzi, gli studenti si sono alternati parlando con i diversi artigiani disponibili per valutare la possibilità appunto di scambi, di poter effettuare un tirocinio. E scusate le immagini ribaltate a destra, sono i primi studenti, adesso siamo al terzo anno,
Abbiamo qualche decina di studenti che ha fatto questa esperienza, al momento estremamente soddisfacente per gli studenti, per noi e anche, almeno per il momento così sembra, per gli artigiani che sono stati coinvolti. Infine continua anche il desiderio di connetterci anche con l'estero, soprattutto per la questione del lavoro volontario. Qui abbiamo un contatto con un'associazione inglese che lavora in Repubblica Ceca e che accoglie ogni anno 2 studenti UAV in queste working parties, che sono settimane di lavoro volontario di conservazione in cui architetti, esperti artigiani locali condividono appunto le loro conoscenze e consentono agli studenti di lavorare, diciamo, con la pratica, con la materia, diciamo, dell'architettura. Infine, programmi Erasmus. Recentemente in Portogallo abbiamo partecipato insieme ad altre 6 università a un workshop di una decina di giorni concentrato sul tema della terra cruda, degli edifici in terra cruda, in cui gli studenti non solo hanno partecipato a sopralluoghi di studio, ma anche a sessioni pratiche di lavoro, in cui gli artigiani locali ci hanno insegnato, abbiamo partecipato tutti, a utilizzare questo sistema all'interno di un cantiere in atto, grazie anche ad alcuni professionisti come questo architetto locale che continua a utilizzare sia nel restauro che nella nuova progettazione questa tecnica antichissima. Ecco, questo un po' una cavalcata veloce, ma per dire che questa iniziativa, che è nata e sta procedendo per piccoli passi, non ha certo l'ambizione di trasmettere tutta la sapienza costruttiva, ma credo che possa rinforzarsi con il tempo, e se questo succederà sicuramente renderà più facile anche l'osmosi di conoscenze fra un ambiente e l'altro e fra le diverse generazioni, che credo sia la cosa più importante. Grazie. Grazie. Abbiamo le conclusioni di questa prima giornata. Pensiamo che attraverso questi piccoli passi, attraverso queste piccole grandi sinergie tra enti e istituzioni diverse, comunque fatte da persone, si possa contribuire un po' a preservare il valore di questa città nel tempo. Quindi l'invito rivolto agli studenti che sono presenti, se siete interessati, naturalmente fatecelo sapere. Abbiamo, credo, qualche minuto per 1 o 2 interventi da parte del pubblico. Se ci sono delle domande, una riflessione è ben accetta nell'ambito del tempo che ci rimane. Altrimenti ci sono? Altrimenti l'appuntamento è quindi per giovedì 14 novembre alle 17 all'Ateneo Veneto per la seconda puntata. Grazie.